La volete fare una pizza alternativa? Siete curiosi? E pigliate carta e penna. Prima cosa ci servirà una busta di semolino da 250 grammi, 2 buste di purè di patate in fiocchi, bustina di lievito istantaneo per pizza Pane Angeli, 20 grammi di olio extravergine di oliva, 10 grammi di sale, 10 grammi di zucchero e 450 grammi di acqua, un uovo e mescolate tutti gli ingredienti così. Prendete una bella teglia del diametro di 27-28 cm e iniziate a stendere il vostro impasto, dando bello tutto in debord, mi raccomando. L'avete bucherellata con le mani, la mettete nel forno, io ce l'ho ventilato, ma anche statico è uguale, 175 gradi per 35 minuti. Tempo la pizza cuoce, tagliatevi con la mandolina un paio di patate, fine, belle sottile. Le patate che avete tagliato ci aggiungete il rosmarino, manciata di parmigiano, bacon a pezzettini, abbondate che si mettete su tuate, un pizzico di sale e un bel filo d'olio extravergine. Via da miscare tanto bello tutte cose in modo che le patate si azzeccano tanto bello con bacon, con parmigiano e con rosmarino. 35 minuti prendete tutte le patate e lo speck che avete preparato e lo stendete sopra la pizza. Mettete un altro po' di parmigiano sopra. La pizza la dedico a tutte le donne, ma anche un po' agli uomini. Dovete regalare per domani 8 marzo comprensione, amore e rispetto di moglie vostre alle vostre compagne tutti i giorni e non solo l'8 marzo.